Hello, buongiorno, buongiorno a tutti. Today, about the Italian, la magia dell'opera, storia dell'opera lirica in pillole. I've chosen this PDF, this because it's very complicated to, you know, to rewrite in short. Because when we say in a pillole, we say it's like to say shrink, like shrinking a huge book. So, but this one is, I found well done, very well done. But of course, I mean to say, guys, these are is 9 pages. Yeah, it's 9 pages that you should add 30 to have the complete story of the opera. But let's do this. Le origini dell'opera lirica. Tutto ebbe inizio così. L'opera lirica non esisteva nell'antichità. Esisteva il teatro fin dai tempi dell'antica Grecia e c'era la musica da ancora prima. Ma erano due generi distinti e totalmente separati. Fu tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 quando in Italia fiorivano l'arte e la cultura e intellettuali e artisti si incontravano spesso per discuterne, che un gruppo di questi, che si faceva chiamare Camerata dei Bardi, diede vita al nuovo genere che tutti conosciamo come melodramma. Nacquero così le prime opere liriche, ma venivano rappresentate solo nei palazzi, che spesso non avevano un teatro al loro interno, delle famiglie reali e della nobiltà. Ai suoi inizi, quindi, l'opera era un privilegio di pochi aristocratici e non era conosciuta dalla gente comune. Le cose cambiarono quando a Venezia nel 1637 fu aperto il primo teatro pubblico dove tutti potevano andare ad assistere agli spettacoli e l'opera cominciò a diventare popolare. Mi ricorda, it reminds me Platone, Platone, Aristotele, that age when they started to gather disciples and people where these assemblies were open to all the people. I'm talking, 2500 years ago. Per adeguarsi ai gusti di un pubblico sempre più vasto e diverso, gli autori un po' alla volta scelsero trame più vicine alla gente. Composero melodie più orecchiabili e arie che permettevano ai cantanti di esibire la loro voce, sorprendendo e deliziando gli spettatori. Questo fu solo l'inizio. L'opera lirica, con il corso del tempo, ottenne sempre maggiori successi e si diffuse in tutta Europa, dall'Italia alla Francia, dalla Germania fino alla Russia, con modalità e caratteristiche diverse. Seguici in questo viaggio e scoprirai cosa è accaduto nelle varie nazioni, e più in particolare in Italia, obviously, ma anche in Francia, dove è nato Georges Bizet, il compositore di Carmen, la celeberrima The Super Performed Carmen. Il Seicento in Francia. Nei primi anni del 1600 nasceva a Firenze da una famiglia di umili origini Giovanni Battista Lulli, un compositore che è considerato il padre dell'opera francese. Un italiano? Lulli in effetti era italiano di nascita, ma francese d'adozione perché andò da bambino in Francia. Lì
Dopo aver fatto lo sguattero nelle cucine di una nobildonna, riuscì a farsi notare per il suo talento musicale ed a fare fortuna. Poi, per ambientarsi meglio o per essere più gradito, cambiò il suo nome in Jean-Baptiste Lully e da allora fu chiamato così da tutti e da tutti conosciuto. Lully diventò prima direttore dell'Orchestra Reale e poi sovrintendente della musica di corte perché il re Luigi XIV lo apprezzava molto. Infatti, quando il re fondò il primo teatro d'opera di Parigi, l'Opéra, nominò Lully come suo direttore. In quel periodo le opere italiane non piacevano molto ai francesi, che, non conoscendo la lingua ovviamente, non ne capivano le parole e avevano difficoltà a seguirle. Per questo Lully, che nel frattempo si era dedicato alla composizione, scrisse una ventina di opere basate sui libretti francesi, dando vita a un genere nuovo, tipicamente francese, chiamato tragédie lyrique. Questo genere è caratterizzato da una struttura a 5 atti, preceduti da un prologo, dalla presenza di balletti e da uno stile di canto ispirato al modo di recitare degli attori di prosa, diverso da quello più melodioso del bel canto dell'opera italiana. Farò una lettura anche sul bel canto. Le trame delle opere erano prevalentemente mitologiche. Narravano storie di divinità o di personaggi storici del passato e, contrariamente a quello che suggerisce il nome, non sempre avevano un finale tragico. A Big Jump. Il Settecento in Italia. Anche in Italia, fino al Settecento, l'opera lirica trattava quasi esclusivamente argomenti storici o mitologici e per questo veniva definita opera seria. Erano storie ambientate in epoche indefinite dove doveva emergere solo la grande bravura del cantante. Capitava infatti spesso che il cantante sostituisse un'area dell'opera con un suo cavallo di battaglia, anche se questo era completamente estraneo alla rappresentazione. Erano le cosiddette arie da ball, chiamate così proprio perché i cantanti le portavano con loro in ogni teatro, arie da baule in ogni teatro, come una sorta di bagaglio a seguito, per tirarle fuori ed eseguirle a proprio piacimento per strappare l'applauso del pubblico. It's very actual this, huh? It's the same with what we have read before that Lully he has to change even the name. He have to adjust. He have to 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 go to we have to you have to go closer to the needs to the ears of the French. How actual is this? Oltre all'area da baule esisteva anche l'area del sorbetto. Hai capito bene? Sì, sorbetto come il gelato al limone. Ti chiederai perché le chiamavano così. Devi sapere che queste aree erano solo esibizioni canore di grande abilità tecnica del cantante, durante le quali sulla scena non accadeva proprio nulla. Di conseguenza, i nobili che assistevano allo spettacolo e che le avevano già sentite molte volte, per ingannare il tempo si facevano portare dai lacchè una deliziosa coppa di gelato nei loro bellissimi palchi di famiglia. L'opera seria in questo periodo ha il suo maggiore esponente in un poeta italiano, Pietro Metastasio, che scrisse più di 150 libretti basati su storie che piacquero così tanto ai compositori che ne fecero oltre 700 versioni operistiche. Pensa
che Metastasio era così importante che fu nominato poeta di corte alla corte di Vienna. Ma ecco che verso la metà del Settecento si comincia a delineare un genere nuovo, con storie più vicine alla vita quotidiana, con melodie caratteristiche per i vari personaggi e con una trama piena di equivoci e malintesi che danno vita a situazioni divertenti quasi sempre a lieto fine. Nasce così il genere buffo, che avrà tanto successo in tutta Europa per molti anni. La sua origine si fa risalire a dei brevi intermezzi divertenti tra gli atti che servivano a rallegrare o forse a svegliare il pubblico che assisteva alle lunghissime rappresentazioni delle opere serie. Ah, how many things they survive until nowadays performance, even this one, fare da spalla. In Italian we say to shadow the main the main artist, no? Sì, perché un tempo le opere duravano moltissimo, tanto che il pubblico poteva passare addirittura un'intera giornata in teatro. Così, per ingannare le lunghe attese tra un atto e l'altro della rappresentazione, venivano messi in scena dei piccoli spettacoli divertenti che rappresentavano scene di vita quotidiana. Gli intermezzi erano di un atto unico, di breve durata, una specie di film nel film, un trailer. Il successo ottenuto da questi intermezzi diede vita, con varie elaborazioni, al genere buffo, di cui uno degli esempi più famosi è sicuramente Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Ma questo avveniva nel secolo dopo, nell'Ottocento. Ma restiamo ancora un momento nel Settecento, per fare la conoscenza di un personaggio che ha conquistato il pubblico dell'epoca e che ancora oggi, con la sua musica, affascina milioni di spettatori. Il ragazzo prodigio Wolfgang Amadeus Mozart. Sicuramente hai sentito nominare Le nozze di Figaro, Così fan tutte e il Don Giovanni. Mozart era austriaco, era nato a Salisburgo e parlava tedesco. Ma indovina in che lingua ha scritto queste opere? In italiano. Grazie, thank you very much, Mr. Mozart. Sì, perché era così affascinato dalla musicalità della lingua italiana che scrisse 3 delle sue opere più celebri nella nostra lingua. Ma sappi che Mozart è anche l'autore di una delle più belle fiabe musicali mai raccontate, Il flauto magico. Il Settecento in Francia. Back to France. La grande diffusione dell'opera italiana nel Settecento cominciò a conquistare anche la Francia, dove nel secolo precedente si erano rappresentate soprattutto opere di genere francese. Il pubblico si divise in tifoserie, chi preferiva l'opera francese e chi quella italiana, e discussioni e polemiche andarono avanti per un paio d'anni. Ne nacquero 2 circoli, uno chiamato il Circolo del Re, che riuniva i sostenitori della tradizione francese, e l'altro il Circolo della Regina, che radunava quelli che avrebbero voluto che l'opera francese si avvicinasse di più all'italiana. You see how it's nice to know these things, it's very interesting. Ma verso la metà del 1700 il Circolo del Re ebbe la meglio e le polemiche finirono con il successo di una nuova tragédie lyrique tipicamente francese. L'idea di un avvicinamento allo stile italiano
fu messo da parte e l'opera in Francia restò fedele al modello della tragédie lyrique. Intanto, a fianco di questo genere, ne nasceva un secondo, l'opéra comique. La caratteristica dell'opéra comique è che contiene dialoghi parlati che si alternano a brani musicali. Malgrado il nome, non è necessariamente di argomento comico, a differenza dell'opera buffa italiana, che come hai imparato si basa su storie che fanno ridere. Infatti, la stessa Carmen è un'opera comique anche se non è affatto comica, e anzi il suo finale è decisamente tragico. L'Ottocento in Italia, Back to Italy. Il melodramma raggiunse il massimo dello splendore nell'Ottocento con un vero poker d'assi della musica, tutti rigorosamente italiani. Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Literally legends. Questi compositori sono entrati nella grande tradizione lirica e le loro opere sono ancora oggi rappresentate con enorme successo in tutti i teatri del mondo. Ecco in poche parole un piccolo ritratto di ognuno di loro. Gioachino Rossini, Pesaro 1792, Parigi 1868. Dotato di una forte vena comica, ha scritto soprattutto opere del genere buffo. Tra queste Il Barbiere di Siviglia, con Figaro qua, Figaro là, Il Turco in Italia e La fiaba di Cenerentola. Ma non si dedicava solo alla musica. Tra le sue passioni c'era la buona cucina, sia in veste di cuoco che di degustatore. Insomma, proprio un personaggio simpatico. Bellini, Catania 1801, Puteaux 1835. Un grande compositore che si è cimentato soprattutto in opere dal finale tragico. Con lui assistiamo al trionfo della fase del bel canto, in cui i cantanti dovevano dimostrare tutta la loro bravura con ogni tipo di virtuosismo, agilità e vocalizzi. La Norma e la Sonnambula sono i suoi lavori più noti ed eseguiti ancora oggi, specialmente la Norma, wow. Donizetti, Gaetano Donizetti, Bergamo 1797, Bergamo 1848. Instancabile musicista e affascinante conquistatore. Il Don Pasquale e l'Elisir d'amore e la Fille du Régiment sono le sue opere più conosciute, anche se ne ha scritte più di 70, molte delle quali continuano ad avere ancora tanto successo. Giuseppe Verdi, Roncole di Busseto, 1813, Milano 1901. Spirito rivoluzionario e patriottico nella musica e nella vita. We all know we Italians. Ha scritto La Traviata con il famoso Brindisi che tutti cantano a Capodanno. Il Nabucco con il coro del Va pensiero sulle ali dorate, ma anche tante altre opere bellissime come l'Aida, Fantastic, Wonderful l'Aida, e il Rigoletto. A cavallo della fine del secolo e dell'inizio del 1900, il poker d'assi si arricchisce di un altro campione, Giacomo Puccini. May I say that Giacomo Puccini is one of the most sang from soprano in all over the world, from all countries, from all nationality. Lucca 1858
Bruxelles 1924, che ne ha composto altri inestimabili capolavori. Chi non conosce il famoso All'alba vincerò? L'aria sullo spartito si chiama Nessun dorma e l'opera dalla quale è tratta è la Turandot. Oppure Tosca con E lucean de stelle o la Bohème con Che gelida manina. L'Ottocento in Francia. Back to France. All'inizio del 1800 la tragédie lyrique fu soppiantata da un nuovo genere che dominò poi per tutto il secolo. Si tratta del genere denominato Grand Opera, di cui uno degli esempi più celebri è il Guglielmo Tell, che fu composto da Gioacchino Rossini nello stile francese. In quel periodo Parigi era una città molto viva sotto il profilo artistico e culturale e molti musicisti, anche italiani, vi si erano trasferiti. Era quindi naturale che, scrivendo opere per i teatri parigini, adottassero lo stile e i modelli particolarmente apprezzati dal pubblico francese. Here we are again. Naturalmente questo non impedì né a Rossini né ad altri compositori italiani residenti in Francia di comporre anche opere secondo lo stile italiano, che aveva sempre più successo in tutto il mondo. Meno male. Ma quali sono le caratteristiche del Grand Opéra? Questo genere, essendo un parente stretto della tragédie lyrique e dell'opéra comique, aveva molti punti in comune con queste, ma la sua caratteristica principale era la grandiosità. Era tutto talmente sfarzoso da suscitare stupore e meraviglia, incantando il pubblico. Le scenografie erano imponenti ed elaborate, le coreografie molto sofisticate e c'erano molte scene di massa a cui partecipavano il coro, tante comparse e numerosi ballerini. Anche l'orchestra era più grande, con un maggior numero di musicisti, per produrre un impatto sonoro più spettacolare ed impressionante. That is reality today, that is reality. Tutti questi elementi creavano degli spettacoli molto coinvolgenti e amati dal pubblico, che a quel tempo non aveva tante altre forme di intrattenimento. Devi pensare che quando è nato il Grand Opéra non c'erano né la televisione né il cinema e quindi gli effetti speciali si vedevano solo a teatro, dove la gente restava letteralmente a bocca aperta. Going to the end of this reading. Qualche cenno sulla storia della lirica nel resto dell'Europa, of course. Ma cosa succedeva negli altri paesi? L'opera, infatti, non è un genere italiano o francese, ma è internazionale. Thanks to specify this. Infatti, mentre in Francia il pubblico impazziva per il Grand Opéra, nei paesi di lingua tedesca andava per la maggiore il genere Singspiel, simile all'opéra comique caratterizzato da storie fiabesche, con personaggi fantastici e ambientazioni tratte dalle favole. J'adore, I love this. Negli altri paesi europei, soprattutto nell'est, prendeva forma uno stile musicale con elementi tratti dalla tradizione popolare, per esempio melodie o temi di danze, dando vita a opere che raccontavano la storia del paese. Si parlò per questo di scuole nazionali. Siamo nel periodo del romanticismo, nell'epoca in cui molti paesi diventavano stati indipendenti. Questo spingeva i compositori alla riscoperta delle origini del proprio popolo, dei propri miti e leggende.
Tra i più noti compositori in Russia c'erano Glinka e Rimsky-Korsakov. Amazing Korsakov. I love his um, piano pieces. I really, really love. Very, very complicated, but it's beautiful. I love the harmonies of Korsakov, che facevano parte di un gruppo chiamato il Gruppo di Cinque. In questo rapido viaggio non può mancare un incontro con Richard Wagner. Ah, evviva il romanticismo! Il grande compositore tedesco che rivoluzionò l'opera nel suo paese, inventando il Word-Tone Drama, parola, suono, dramma, un genere di teatro musicale in cui erano fuse insieme tutte le forme d'arte, la pittura, la recitazione e l'architettura insieme a musica e canto. Wagner amava molto la mitologia germanica del Medioevo e si basava proprio su quelle storie per costruire le trame delle sue opere. Valchirie, principesse nordiche, filtri magici e valorosi guerrieri, storie di innamorati tristi e di eroi coraggiosi. La storia dell'opera lirica non finisce certo qui. Altri grandi compositori hanno continuato a scrivere per le voci umane, ma noi pensiamo che per il momento quello che vi abbiamo detto possa essere una buona base per stimolare la vostra curiosità. I love this file. Being so short, but really giving a landscape, giving a wide picture about the development, of the opera lyrica, of the lyric. All right, guys. Thank you very much. I will find something well done like this about il bel canto. All right. An insight from my own point of view. Okay, I mean, this article is definitely biased. All right. I mean, yeah, okay. I don't want to say. I mean to say this is very. He's keeping away out China. Are you kidding? You know what I mean. I mean, we are talking. We are talking of other culture, other countries that also they mark the history of the opera. Okay, now this one is specific opera lyrica. I mean to say the moment France, Italy, because they are the most popular. Okay, in all over the world. But come on. I mean, I am a strong passionate about music. Okay, so I listen all kind of music, even Celtic. I mean, from all those beauty, wonderful countries, like Russia, like North Africa, West Africa, Ireland, Wales. Wales, and also Kazakhstan, Himalaya, Europe, Eastern Europe. Guys, they are amazing. There are incredible musicians and singers in all this area that I mentioned. Nevertheless, the Indians of the North America, those amazing chants, amazing. I'm a big fan. The throat singing
of Mongolia. I mean, they are not opera, okay? They are not considered opera, but since this article is very very biased, okay, l'opera lirica non esisteva nell'antichità. Okay, I totally understand, but we have to check exactly from which point of view the opera, because if we want, we come back to the ancient Greece. Come on, guys, they have amazing representation, you know, about if we want to generalize the term of opera, okay, that was amazing also, you know. So okay, this is very limited to, you know, to the actual, and also because we are using the terms opera lirica, okay. All these movement, musical movements dedicated in the last 2 3 centuries, okay, but there is much much more to explore, you know. All right, guys, thank you very much, and see you next. Bye. Ciao.